Zavolini e Silvia Pillon. Siamo due tecnici che si occupano sostanzialmente di qualità dell'aria e di emissioni dell'atmosfera presso quella che è l'unità organizzativa di aria di ARPA, dell'agenzia che si occupa prevalentemente della matrice aria. Oggi in questa presentazione sostanzialmente affronteremo due temi correlati tra di loro. E un primo inquadramento che farò io sulla qualità dell'aria del nord Italia, quali sono le problematiche, da cosa derivano le problematiche dell'inquinamento atmosferico nel nord Italia, e nella seconda parte della presentazione vedremo insieme quali sono le relazioni e anche le possibilità di sviluppo che sono rispetto al settore, uno dei settori emissioni significativi per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, che è proprio l'agricoltura. Adesso cerchiamo di capire anche perché. Vi chiedo intanto se mi sentite benissimo. Allora procediamo. Come tutte le situazioni di inquinamento, siano esse relative alla matrice aria, alla matrice acqua e al suolo, ci sono sempre due componenti che vanno tenute assolutamente presenti. La prima è la morfologia dell'ambiente che ci circonda, quindi come è fatto l'ambiente che ci circonda. E la seconda importante componente invece è come soprattutto le attività umane impattano sull'ambiente che ci circonda. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, dobbiamo avere come unità geografica di riferimento il nord Italia, quindi la pianura padana. La pianura padana è sostanzialmente, in gergo tecnico si dice un bacino areologico, cioè un bacino in cui la qualità dell'aria tende a essere omogenea e anche l'inquinamento atmosferico che in origine vedremo delle cause abbastanza simili. La conformazione peculiare del nord Italia è una conformazione morfologica che impatta in maniera molto significativa su quello che è l'inquinamento atmosferico del nord Italia. Vediamo dalla slide che la conformazione fisica del nord Italia vede un muro importantissimo fisico che sono le Alpi a nord e a ovest, e un altro muro anche se un po' più basso abbastanza significativo che sono gli Appennini, e il fondo della pianura è sostanzialmente un fondo piatto. Questa è sicuramente una caratteristica molto peculiare, addirittura in tutta Europa. Avere una catena alpina che è a un'altezza media così elevata è una barriera al mescolamento dell'aria che è molto importante, e anche gli Appennini appunto contribuiscono. Il fatto che il fondo della pianura padana abbia una differenza di altitudine minima, pensate da Torino a Venezia stiamo parlando di poche decine di metri di differenza di altitudine, questo influisce moltissimo anche su quella che è la dinamica e il movimento delle masse d'aria. In pratica quello che noi possiamo vedere è una marcata assenza di vento. È difficile trovare in Nord Italia giornate molto ventose. Quando le vediamo ce ne accorgiamo subito, diciamo che vento che fa di se andiamo nel resto d'Europa, una giornata mediamente ventosa con venti che arrivano 3, anche 4 metri al secondo è qualcosa di abbastanza normale. Mi sono segnato in questa slide qual è la superficie occupata dalla pianura padana rispetto al resto dell'Italia. Vedremo perché faremo un paragone, un bilancio con quelle che invece sono le attività umane che insistono sul nord Italia. Ed eccolo qui, diciamo che è una foto in questo caso satellitare, parla molto bene e ci dice molte cose anche più di un testo. Vedete, questa foto notturna ci fa vedere l'illuminazione della pianura padana e ci dà un indicatore velocissimo a colpo d'occhio, scusate, di quella che è la presenza umana e la densità umana nel nord Italia. Pensate che nel 13% della superficie italiana vive il 40% della popolazione italiana, stiamo parlando di più di 20 milioni di persone che insistono su questa zona, e in questa zona si produce oltre il 50% del prodotto interno lordo italiano. Questo significa una elevata densità abitativa, quindi un fenomeno della cosiddetta città diffusa. Difficile trovare dei luoghi poco illuminati, ripeto, da Venezia arrivando a Torino noi difficilmente riusciamo a trovare
nel centro Europa possono chiamare un'area rurale propriamente detta, dove le abitazioni sono un'abitazione ogni tot di chilometri. Noi abbiamo un continuo edificativo in cui si inseriscono anche le attività, tra cui le attività agricole. Oltre a questo abbiamo un'elevatissima densità produttiva e infrastrutturale quindi di conseguenza, che riguarda non soltanto la produzione in sé, le piccole e medie imprese, ma anche le direttrici viarie, tutto quello che è la logistica che sta dietro a questa produzione. Quindi in un'area che il 13% della superficie nazionale insiste in tutto questo, in una zona che già dal punto di vista morfologico è svantaggiata per quanto riguarda la dispersione delle massi d'aria, abbiamo un impatto antropico che è molto elevato, è sostanzialmente la tempesta perfetta. Se noi andiamo a vedere per quanto riguarda il particolato atmosferico, che è in questo momento l'inquinante atmosferico di maggiore interesse, non soltanto mediatico, ma perché è dato una procedura di infrazione a cui lo Stato italiano è soggetto, noi vediamo che questo particolato, che è composto da queste particelle che ha diametro aerodinamico sotto 10 micron e che quindi restano in sospensione, hanno un'alta capacità di penetrazione all'interno del nostro apparato respiratorio, noi possiamo vedere che se nella mappa d'Europa i punti gialli significano sono i punti che sono vicini ai valori limite, i punti rossi sono i punti di superamento del limite normativo, che come mediano è di 40 microgrammi al metro cubo. Vediamo questa zona rossa nel nord Italia, in cui sostanzialmente abbiamo un superamento continuativo e diffuso di questo limite. In questa situazione di cui ho parlato qualche secondo fa di complessità strutturale e produttiva, è importante andare a capire che il particolato è anche dal punto di vista delle origini molto strutturato, cioè ha diverse e molteplici sorgenti che vanno tenute tutte in debita considerazione se si vogliono sviluppare delle azioni di riduzione delle emissioni che sono efficaci nel ridurre poi i livelli di PM10 in aria. Io quindi ho evidenziato con delle foto i principali processi emissivi importanti impattanti per il PM10, poi ci concentreremo anche in particolare sulle sorgenti agricole. Vediamo sicuramente il riscaldamento domestico, il traffico, l'agrozootecnia di cui avremo un focus da breve e anche una parte significativa, anche se sicuramente in diminuzione, che è una parte industriale. Rispetto al resto delle emissioni, lo vedremo poi, la parte industriale è percepita come una sorgente emissiva più impattante in realtà di quello che è nella realtà. Quando si parla di particolato c'è un ulteriore e l'ultimo livello di complessità che bisogna introdurre, ma è importantissimo. Il particolato non viene emesso soltanto direttamente dalle sorgenti emissive, dalle scariche delle auto, dagli impianti di riscaldamento ad esempio, ma si forma anche in atmosfera, e questo, parlando di agrozootecnia, è particolarmente importante a partire da dei precursori. Esistono cioè delle sostanze gassose in atmosfera, come possono essere, la vedremo dopo, le ossidi di azoto e l'ammoniaca, che di per sé non sono certamente particolati, sono gas, ma che quando reagiscono in atmosfera formano un particolato secondario, un particolato che si forma nelle reazioni chimiche in atmosfera e che però contribuisce a livello totale di particolato. Ecco che quindi anche le sorgenti legate a questo tipo di particolato devono essere tenute in debita considerazione. Abbiamo visto la situazione del bacino padano. Il bacino padano è un unico bacino aerologico. Questo significa che se dobbiamo pensare se dobbiamo monitorare, innanzitutto dobbiamo pensare a delle azioni che siano efficaci per la riduzione del particolato atmosferico, dobbiamo pensare a scala di bacino. In questo un ruolo fondamentale negli ultimi anni ha giocato il progetto Prepare, il progetto Life Prepare, che è un progetto europeo che ha coinvolto insieme regioni e agenzie per l'ambiente del nord Italia. Ha cercato di mettere a fuoco, di analizzare quello che era stato fatto negli ultimi anni dal punto di vista delle misure di riduzione delle emissioni, e ha cercato di mettere a sistema tutte quelle che sono state le azioni più impattanti nella riduzione dell'inquinamento atmosferico. Oltre a questo
andare a fare una valutazione sulle emissioni anche dal punto di vista modellistico su tutto il bacino padano, mettendo in sistema gli strumenti che erano stati applicati fino ad oggi a livello regionale. E quello che vedete è quello che sostanzialmente ci mostrava la mappa prima. Vedete, questo è diciamo, il 90.4 percentile dal punto di vista tecnico, ci permette di capire se è stato o no, e nelle zone rosse lo è stato, superato il valore limite giornaliero del PM10. Voi vedete che tutta sostanzialmente la zona che è di piena pianura della pianura padana, quindi distante dalle zone pedemontane dalle zone montane, è in una, diciamo, zona rossa che quindi supera in maniera continuativa e diffusa il valore limite giornaliero del PM10, che è il valore limite, diciamo, più sfidante per noi. Una cosa va detta ed è importantissima: è importante analizzare quelle che sono le concentrazioni di particolato e degli altri inquinanti atmosferici in un singolo anno, perché ci permette di dare, diciamo, una fotografia un'istantanea della situazione, ma è importante soprattutto andare a vedere qual è il trend, l'andamento di questi inquinanti, soprattutto quelli critici, nel medio e nel lungo periodo. Perché? Perché è il lasso di tempo, l'intervallo di tempo giusto per capire se poi le misure, che sono misure di carattere strutturale, hanno bisogno di tempo per essere applicate, hanno effettivamente effetto oppure no. È una cosa che difficilmente è percepita dalla popolazione, è che nel lungo periodo l'inquinamento atmosferico sta calando. Spesso mi trovo a chiedere ai ragazzi delle scuole: 20 anni fa secondo me l'inquinamento atmosferico era meglio o peggio di oggi? E molto spesso mi dicono la situazione 20 anni fa secondo me era migliore. In realtà non è così. E questo lo vedete in questi due grafici. In particolare mi concentro sul primo perché ci permette di vedere che uno dei valori limiti del PM10, quello annuale, nei primi anni 2000 non era rispettato sostanzialmente nessuna delle stazioni di rilevamento dell'Agenzia di Acqua, okay? E negli ultimi anni, già dal 2018, queste sono le medie tra tutte le tipologie di stazioni, quindi non rendono conto della singola centralina, ma già dal 2018 il limite è rispettato in tutte le centraline della rete. Ben diverso è il discorso per quanto riguarda il valore limite giornaliero, in quanto il valore limite giornaliero è un valore limite sicuramente più sfidante e che ed è molto più difficile da rispettare. Ci sono 35 giorni concessi dalla normativa in cui può essere superato il limite, e noi mediamente in Veneto ancora oggi superiamo di circa 50-70 giorni all'anno, quindi quasi il doppio, alle volte anche più del doppio dei giorni consentiti. Anche qui, ben tenendo presente che questa è una criticità che deve essere assolutamente affrontata, bisogna però dire che nel lungo periodo la situazione sta migliorando. Sicuramente si fa fatica ad arrivare al rispetto del limite, ma se ne guarda la situazione dei primi anni 2000 sicuramente era ben peggiore di quella di oggi. Perché ci troviamo in una situazione di focalizzare principalmente il particolato atmosferico? Perché, come vi ho anticipato prima, siamo soggetti a una procedura di infrazione, siamo stati condannati dalla Corte di Giustizia Europea per quanto riguarda il superamento continuativo dei valori limiti del PM10, in particolare il valore limite giornaliero. È la sentenza del 10 novembre 2020, scusate, e come vedete la motivazione è questa: sistematico e continuato superamento dei valori limiti. Da cosa è costituito il PM10? Quando noi parliamo di PM10 dobbiamo tenere conto che non stiamo parlando di una sostanza inquinante, stiamo parlando di una matrice di polveri sottili che hanno una loro costituzione. Vi faccio due esempi abbastanza eclatanti. Se noi andiamo a prendere del terriccio molto fine, molto spesso le particelle di questo terriccio sono composte probabilmente da particelle sotto 10 micron, ma stiamo parlando di terra. Ben diverso è avere la stessa granulometria fine, lo stesso insieme di particelle di quelle dimensioni costituite ad esempio da una frazione organica derivata dalle combustioni,
da una funzione anche inorganica derivata da altre sostanze, quindi il contenuto del PM10 influisce anche impatta sugli effetti sanitari che il PM10 ha. E qual è la composizione del PM10 all'interno della pianopaia? Questa è una figura, una fotografia diciamo di una centralina della Pavento a Vicenza in città. Ok, quindi stiamo parlando di una centralina in città. Possiamo vedere sicuramente il ruolo del carbonio organico, nelle torte lo vedete la parte verde, che costituisce una parte importante, circa un quarto di quello che è lo costituente del particolato, e noi lo possiamo legare in maniera molto semplice alle attività umane, in particolare alle attività umane di combustione. Dobbiamo però focalizzarci anche su quello che è un particolato che è meno intuitivo che esista, è un particolato di origine inorganica, i sali di ammonio. I sali di ammonio che sono la tipica componente secondaria del particolato. Il nitrato e il solfato d'ammonio sono l'azzurro e il giallo. Voi vedete che anche in una situazione di monitoraggio urbano, ripeto siamo in centro a Vicenza, quindi distante da quelle che possono essere le tipiche sorgenti di ammoniaca di cui poi parlerà la mia collega, stiamo parlando in breve di alodotecnia. Comunque la costituente del particolato, in particolare durante l'inverno, ha delle costituenti significative per quanto riguarda il nitrato d'ammonio. D'estate sulla parte estiva il nitrato lascia spazio al solfato, quindi è un altro ione inorganico, che però insieme comunque costituiscono sempre una frazione rilevante del particolato, un particolato che ripeto si forma in atmosfera a partire da gas che sono emessi comunque dall'uomo, quali sicuramente nitrati, origine principale delle combustioni, in particolare il traffico, e l'ammoniaca, poi vedremo ripeto con il focus della collega, che ha principale origine agricola. Vedete, in questo grafico, che è l'ultimo che vi mostro, poi lascio la parola alla collega, rende conto delle concentrazioni totali del particolato. Noi sappiamo che il particolato si concentra in particolare durante i mesi invernali. Ecco, durante i mesi invernali ci sono periodi in cui il particolato si accumula, cioè cresce di giorno in giorno per diversi giorni consecutivi fino a quando non arriva un fenomeno di pulizia. Un fenomeno di pulizia secco, il vento, un fenomeno di pulizia umido che è quello più importante e più significativo, la pioggia. In questi periodi di accumulo in cui le concentrazioni di PM10 sono più alte, possiamo superare anche 100 microgrammi al metro cubo, stiamo parlando di 2 volte il valore limite giornaliero, vedete che il ruolo del colore azzurro, quindi del nitrato d'ammonio, ripeto, PM10 di origine secondaria, in cui l'ammoniaca ha un ruolo fondamentale, è una frazione importante, significativa, addirittura più importante del carbonio organico in alcuni casi, che riguardano la principale origine sicuramente dalle combustioni. In questo momento lascio la parola alla dottoressa Tudor, la mia collega, che farà il focus sulla parte diciamo di emissioni. Grazie. Riprendo la parola appunto per dare qualche informazione su quelle che sono le sorgenti che portano a questi livelli di concentrazione. Cioè, noi siamo stati condannati dalla Commissione europea perché per più di 35 giorni all'anno le concentrazioni vanno al di sopra di 50 microgrammi metro cubo, e se noi andiamo a guardare i giorni in cui la concentrazione è particolarmente elevata, troviamo appunto, come vi diceva il dottor Zagolin, una frazione molto importante costituita dal nitrato d'ammonio. Il nitrato d'ammonio che, essendo termolabile, in estate non lo troviamo in particolare in inverno. Quando quindi andiamo ad analizzare le sorgenti sulle quali agire per diminuire i livelli di concentrazione in aria e quindi rispettare il limite di protezione della salute umana, perché ricordiamo che il limite di 50 microgrammi metro cubi giornalieri è un limite posto per salvaguardare la salute umana. Andiamo
quindi a valutare non solo le sorgenti di particolato primario, quindi la combustione di biomasse piuttosto che le emissioni di tipo industriale o il traffico, ma anche le emissioni che si originano, la frazione di particolato che si origina in atmosfera dalla trasformazione dei gas precursori a appunto sali di ammonio. E andando quindi a pesare le emissioni di particolato primario con le emissioni di ossidi di azoto e le emissioni di ammoniaca con opportuni coefficienti di conversione che quantificano il passaggio da gas a particolato, vediamo che i tre settori sui quali è necessario agire per abbassare le concentrazioni in aria risultano essere le emissioni residenziali, costituite soprattutto per quanto riguarda la combustione di biomasse legnose nei caminetti, nelle stufe, nei riscaldamenti domestici, il traffico, i trasporti, soprattutto in relazione alle emissioni di ossidi di azoto, e l'ammoniaca che, come vediamo in quest'altro grafico, è praticamente prodotta quasi esclusivamente dal comparto agrozootecnico. In questo grafico andiamo a specificare un pochino meglio quali sono in agricoltura le fonti di emissione di ammoniaca. Si vede che le fonti principali sono tre, sono date dall'utilizzo di fertilizzanti di sintesi, soprattutto quelli a base di urea, che è rappresentato dalla barra blu in questo grafico, e lo spandimento dei reflui zootecnici al campo, quindi la distribuzione al campo dei reflui della zootecnia, e la gestione proprio dei reflui zootecnici a livello di stalla, quindi la stabulazione e soprattutto lo stoccaggio di questi reflui prima di essere portati al campo. Questi sono i tre ambiti su cui si può agire per ridurre le emissioni di ammoniaca e di conseguenza ridurre le concentrazioni in aria di PM10. Andando poi ad analizzare quali sono i settori di allevamento che più impattano in termini di emissioni di ammoniaca, troviamo in Veneto la preponderanza delle emissioni dal comparto bovino, sia anche da latte che altri bovini, poi abbiamo sicuramente un peso dei suini e degli altri avicoli, polli, galline e altri avicoli. Noi in Veneto abbiamo il primato dell'allevamento dei tacchini, per esempio. Quindi per ridurre, diciamo, questa emissione dobbiamo agire in tutte le varie componenti, cioè l'emissione totale è data da una parte di volatilizzazione che viene all'interno della stalla, la parte a seguito dei trattamenti, pensiamo per esempio al gestato, e la parte legata allo stoccaggio, cioè quando questo materiale viene tenuto in vasche all'aria aperta, continua ovviamente l'ammoniaca continua a volatilizzarsi, poi l'atmosfera si trasforma e diventa ammonio nitrato, ammonio solfato. Un altro momento di emissione è proprio dato dallo spandimento al campo. Come vi dicevo, quindi le regioni del nord Italia e la regione Veneto stanno applicando da anni politiche di risanamento che riguardano tutti e tre i settori principali. Non si focalizzano ovviamente solo su un settore, perché abbattere i livelli degli NOx, l'abbiamo visto durante il periodo di Covid, senza abbattere di conseguenza i livelli di ammoniaca o di particolato primario dovuto alla combustione di biomassa, non è sufficiente ad entrare nei limiti. Durante il Covid abbiamo visto le concentrazioni di NOx abbattersi anche del 50%, e abbiamo avuto lo stesso alcuni episodi di superamento del valore limite giornaliero. Quindi è importante agire contemporaneamente su tutti e tre i settori principali. Andando sul comparto zootecnico, quali possono essere le azioni? Innanzitutto la corretta gestione dei reflui e del ciclo dell'azoto in tutta la sua completezza, in tutte le fasi che abbiamo descritto prima. Le misure con riduzioni più significative, lo vediamo anche nelle slide successive, riguardano sicuramente la copertura degli stoccaggi, in Veneto in particolare per quanto riguarda il reflui di bovini e suini, quindi i liquame, le adeguate tecniche di spandimento che permettano l'incorporazione immediata, quindi diminuiscano la possibilità dell'ammoniaca di volatilizzare in aria durante la distribuzione al campo, ma non solo politiche legate ai reflui, ma anche ai fertilizzanti chimici. Quindi anche i fertilizzanti
possono essere accompagnati da tecniche di spandimento che consentano di evitare la volatilizzazione in aria dell'azoto e rendono quindi anche più disponibile per produrre. Recentemente, a fine dell'anno scorso, è entrato in vigore il Piano Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, perché le politiche che vengono portate avanti per il risanamento dell'aria ovviamente non sono solo a carico delle regioni, ma partono dall'Europa, che quindi in tutti gli stati si investe alla stessa maniera su questi tre settori, parte a livello nazionale e poi ci sono le politiche regionali che si aggiungono. L'Europa ci chiede, al di là della problematica dell'inquinamento atmosferico, comunque di fissare dei tetti nazionali delle emissioni di tutti i principali inquinanti. Tra questi è prevista entro il 2030 delle percentuali di riduzione anche dell'ammoniaca. Questo è l'unico inquinante per il quale sono stati previsti poi degli obiettivi delle singole regioni, mentre per gli altri inquinanti al momento sono previsti degli obiettivi nazionali. Il piano nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico ha allegato un codice dell'agricoltura che attualmente è entrato in vigore e che presenta una serie di misure volte alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, tra le quali molte sono facoltative, quindi è scelta dell'amministratore dell'azienda dell'agricoltore il quale applicare, ma alcune diventeranno cogenti e saranno obbligatorie, tra cui l'incorporazione di fertilizzanti a base di urea, il divieto di distribuzione della frazione liquida con attrezzature in pressione della frazione liquida dei liquami zootecnici, e questa è una norma che è già attualmente entrata in vigore nel quarto programma di azione della regione dei nitrati della regione Veneto, che aveva già previsto questa misura e che sarebbe entrata in vigore appunto una volta entrato in vigore il piano nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Altre misure sono l'incorporazione del liquame applicato in superficie, almeno entro le 24 ore, quindi quantomeno con un'efficacia di riduzione del 30% rispetto alla non incorporazione, l'incorporazione anche della refluo palabile, il divieto di costruzione di nuove lagune, quindi i liquami non possono più essere stoccati in lagune con un'alta superficie libera, e dovranno essere tenute tecniche di stoccaggio che consentano la formazione quantomeno della crosta naturale per ridurre, anche se con percentuali basse, la formazione, sempre la volatilizzazione dell'ammoniaca. Come vi dicevo prima, gli obiettivi, il tetto nazionale di emissioni di ammoniaca deve ridursi entro il 2030, ed è, per quanto riguarda l'ammoniaca, l'unico obiettivo che è stato regionalizzato, quindi le emissioni del Veneto si dovranno ridurre del 15,4%, che vi dico già è una percentuale non poco significativa, perché negli ultimi anni le emissioni sono rimaste quasi sempre stabili, però è comunque poco sfidante per quanto riguarda invece gli obiettivi di qualità dell'aria, perché per ridurre e ottenere la compliance dal punto di vista delle concentrazioni in atmosfera di PM10 sarà necessario ridurre le emissioni di ammoniaca di una percentuale molto più elevata. La Regione, come vi dicevo, da anni si attua delle misure per il controllo del risanamento della qualità dell'aria, con il piano regionale di tutela e risanamento dell'aria, con l'adesione all'accordo del 2017 all'accordo di bacino, che è un accordo tra le 4 principali regioni del nord Italia per attuare una serie di misure in maniera coordinata, e inoltre nel 2021 ha emesso un ulteriore pacchetto straordinario di misure. Per quanto riguarda la parte agrozootecnia, il pacchetto prevede per esempio il divieto di spandimento nelle condizioni di allerta arancio e rossa, probabilmente giorni di allerta di superamento del PM10 li conoscete tutti, perché entrano in azione tutta una serie di misure, tra cui in particolare il blocco della circolazione dei mezzi fino all'Euro 3 o all'Euro 4, a seconda del livello di allerta, ma prevede anche, prevederà soprattutto in questo triennio delle misure di incentivazione per acquisto di attrezzature per incorporazione immediata di liquami o di concimi a base d'urea, misure di incentivazione per la copertura delle vasche,
e il rafforzamento dei divieti di combustione all'aperto dei residui vegetali. Volevo per concludere parlarvi di alcune azioni che sono state portate avanti nell'ambito del progetto Prepare. Questo, come vi accennava il dottor Zavolin, è un progetto molto importante che ha permesso a 4 regioni di affrontare insieme una serie di tematiche e anche di sperimentare alcune misure di riduzione. Dal punto di vista del pillar agricoltura, cioè del gruppo di lavoro che si occupa dell'ambito delle emissioni dell'agricoltura, sono state portate avanti 2 interessanti azioni. L'azione C5 che riguarda l'implementazione di modelli che permettono di stimare come variano in azienda le emissioni di ammoniaca in funzione delle misure messe in atto. In particolare il BAT-Tool, come vedremo nella slide successiva, è uno strumento che è già attivo, già scaricabile, che è veramente utilizzabile sia dalle amministrazioni sia soprattutto dalle aziende, ed è in fase di rilascio anche il modello Marea, che permette di fare una stima da un punto di vista semi-qualitativo di quelle che possono essere le misure, le azioni, i trattamenti da mettere in campo in azienda per migliorare non solo le emissioni di ammoniaca, ma soprattutto anche conseguire contemporaneamente l'abbattimento dei problemi di odori, che molto spesso sono legati all'allevamento, e il miglioramento del benessere degli animali. Come vi dicevo, il BAT-Tool è uno strumento che è già liberamente scaricabile, che permette di fare una stima non solo delle emissioni di ammoniaca ma anche dei gas serra, perché ricordiamo che il settore agrotecnico contribuisce anche con le emissioni di gas climalteranti, non tanto di CO2, perché ovviamente non ci sono combustioni, sono quelle dei mezzi agricoli, ma soprattutto di protossido e di metano dovuti alla fermentazione internica, soprattutto dei bovini. Questo strumento quindi permette di valutare quali sono le emissioni di tutte le fasi di gestione dell'azienda e anche di valutare l'efficacia di alcune misure che possono essere introdotte. Un'altra azione interessante è stata una sperimentazione per quanto riguarda tecniche di spandimento di fertilizzanti chimici soprattutto a base di urea. Una prima fase dell'azione ha previsto una ricognizione per capire quali sono i fertilizzanti più utilizzati. Si è visto per esempio in pianura padana l'utilizzo dell'urea è ancora molto intenso ed è anche al di sopra della media nazionale. E poi sono state fatte tutta una serie di sperimentazioni, adesso per esempio vedete proprio in campo dei tunnel che hanno permesso di verificare quali sono i tassi di emissione con le varie tecniche di spandimento. E sono state quindi fatte diverse sperimentazioni utilizzando tecniche tradizionali e invece utilizzando dei sistemi innovativi che consentono l'incorporazione del fertilizzante chimico nel momento proprio dello spandimento. Ed è interessante vedere come si riducano le perdite in aria di ammoniaca, quindi questo rende anche l'azoto più disponibile per le culture, quindi più efficace la fertilizzazione, in maniera molto importante. In questo grafico vedete le ore che passano dall'alzamento dello spandimento e la perdita di ammoniaca. Quindi vedete come la curva della misura più efficace è l'urea irrigata, la subirrigazione con percentuali di riduzione che arrivano anche quasi fino al 90% rispetto allo spandimento in superficie, al metodo tradizionale, ma una efficacia molto elevata anche dell'interramento, che è una misura che diventerà obbligatoria con il piano nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, quindi con una percentuale di riduzione anche molto interessante. Quindi i risultati mostrano che basse perdite di azoto dovute alla valorizzazione dell'ammoniaca in caso di iniezione al suolo e perdite molto maggiori in caso di utilizzo di tecniche classiche quali il piatto devattore o l'interramento che supera le 12 o le 24 ore. Quindi l'interramento immediato è sicuramente la tecnica più efficace per ridurre anche l'efficienza agronomica e quindi sprecare anche meno fertilizzanti. Io con questo ho concluso, vi ringrazio e buona giornata a tutti.